Stiamo iniziando un incontro con i vari ministeri per avere quelle risposte e quelle risorse che Venezia appunto merita. Con il ministro Urso in particolare si è discusso di Porto Marghera, di rilancio industriale, anche di aiuto e sostegno alla filiera del vetro di Murano, ma qui in particolare oggi il tema è l'attrazione qui in città, a Porto Marghera, di un grande hub per le materie rare, per le materie critiche. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire collocare Porto Marghera di nuovo al centro di possibili nuove filiere industriali che vadano a trasformare e raffinare questo tipo di materie prime. Oggi il tema è cogliere questo treno che sta passando da Bruxelles e che vede Porto Marghera come in pole position per attrarre questo tipo di investimento e garantire lo sviluppo di nuove filiere che consentano anche una ripartenza della parte industriale della nostra città. L'industria è motore importante dell'economia italiana, avere qui questo nuovo ruolo ci consentirebbe di dare un nuovo impulso a Porto Marghera. Lo stiamo dicendo da tempo, la mia candidatura aveva come programma anche la reindustrializzazione di Porto Marghera, chiaro, con un'industria compatibile, coerente con gli standard europei, sostenibile, ma vuol dire anche garantire posti di lavoro qualificati. Noi dobbiamo fare di tutto per attrarre posti di lavoro qualificati a maggior valore aggiunto nel nostro territorio.